Alla fine dell'ottobre del 2018 molte zone montane del Veneto, del Friuli Venezia Giulia e del Trentino Alto Adige vengono colpite da un evento meteorico estremo. In circa 72 ore cadono al suolo più di 700 mm di pioggia, a causa della tempesta Adrian, successivamente ribattezzata sotto la denominazione, ormai famosa, di tempesta Vaia. Ma sai di cosa stiamo parlando qui su G-Science TV? Pensiamo soltanto che le cumulate annuali di precipitazioni in zone molto piovose d'Italia, e cito ad esempio le Alpi e le Prealpi orientali, si aggirano tra i 3.000 e i 3.500 mm annuali, raggiungendo picchi massimi di 4.000 mm all'anno. Vaia, in soli 3 giorni, scarica sul territorio del Triveneto circa un quinto delle piogge che annualmente interesserebbero le zone più piovose della nostra penisola. Vaia non è stata solo un apporto estremo di acqua. I venti hanno raggiunto i 192 km/h, che hanno raso letteralmente al suolo più di 8 milioni di metri cubi di alberi, fondamentali, come sappiamo, per gli ecosistemi forestali montani. Oggi docenti, ricercatori ed esperti del TESAF dell'Università degli Studi di Padova mettono in campo il progetto Infotrack, un progetto di monitoraggio a lungo termine delle aree danneggiate da Vaia. Ascoltiamo quindi insieme il lavoro dei professori Marco Piragnolo e Francesco Pirotti, implementazione di un sistema di monitoraggio delle aree colpite da Vaia. Auguro un buon ascolto e una buona giornata a tutti quanti voi che sempre ci seguite da casa. Allora, intanto per chi non mi conosce, sì, mi presento, sono Marco Piragnolo e lavoro qui al TESAF e al Cirgeo, occupandomi di remote sensing, GIS, machine learning. E vi presento appunto questo sistema di monitoraggio di cui vi ho già parlato l'anno scorso, però era in una fase demo. Adesso siamo a quella che io chiamo la versione 2.0. Questa sarà l'indice della mia scaletta, quindi una breve introduzione. Parliamo un po' degli indici che sono implementati, una veloce slide sulle architetture e un esempio pratico. Poi ve lascerò a voi testare l'applicazione. Intanto, come nasce il progetto? Nasce all'interno di quello che è il progetto Infotrack, che vede come partner territoriale l'unità montana Agordina, e quindi l'idea qual è? Quella di supportare nella filiera legno-foresta, dando nuovi strumenti, tecnologie e conoscenze anche a personale che non è strettamente tecnico dal punto di vista del GIS o del remote sensing, quindi non specialisti del remote sensing. Avete il link al progetto se volete seguirlo, e sapete che Vaia è stato un evento disastroso per le nostre foreste che è avvenuto alla fine di ottobre 2018. Quindi l'idea è un po' quella di mettere su un sistema che ci permetta di monitorare nel tempo quello che sta succedendo. E dico nel tempo perché oltre a valutare il danno e quello che è stato, però bisogna pensare anche a quello che potrebbe succedere in futuro anche nelle aree contigue a quelle danneggiate. Per esempio, se parliamo di attacchi di parassiti o altri stress. La metodologia che abbiamo seguito ha quindi previsto prima un rilievo in campo su 22 aree di test, dopodiché il calcolo di indici da correlare con quelle che sono le verità a terra, e poi l'integrazione nel tool web. Vi richiamo qui un paio di accenni su dei principi di remote sensing per il pubblico, insomma, che non è strettamente della materia. Voi sapete che il vostro schermo del computer lavora su 3 canali di rosso, verde e blu. Quindi se voi prendete una foto, i colori sono dati dall'associazione di questi 3 canali. Immaginate ora di chiamare i canali bande, ciascuna che è in una specifica lunghezza d'onda nello spettro elettromagnetico, e dal visibile estenderci verso l'infrarosso con più bande. E questo è quello che può essere l'esempio del nostro sensore Sentinel.
che sono questa coppia di satelliti europei che girano ogni 6 giorni, ci danno un'immagine della Terra. Noi usiamo queste informazioni per calcolare degli indici di vegetazione, di cui parleremo dopo. Come vi ho detto, l'area è quella dell'Agordino, quindi noi avevamo delle aree di test con diversi gradi di severità di danno. Siamo andati sul territorio a indagare queste aree e abbiamo sincronizzato i nostri interventi sul territorio con il passaggio del satellite. E questo per avere diciamo, la massima coerenza tra le immagini che ci fornisce il satellite e le nostre verità a terra. Abbiamo rilevato una serie di parametri che poi abbiamo utilizzato nella modellazione. E il punto è come estrarre le informazioni dalle bande. I satelliti Sentinel lavorano su quello che è la riflessione della luce, no? Quindi un raggio incidente viene riflesso da un oggetto secondo delle sue caratteristiche specifiche intrinseche. In questo caso l'esempio è sull'NDVI, che è un indice molto famoso, il più conosciuto e utilizzato per monitorare la vegetazione, e lavora sull'infrarosso e sul rosso. Quindi una vegetazione sana mi va a riflettere molto infrarosso, assorbire il rosso, una vegetazione stressata o malata cambia queste proporzioni andando a riflettere molto più rosso. L'indice è normalizzato e quindi varia tra -1 e 1, dove la nostra vegetazione sana si attesta intorno allo 0,7-0,8, quella malata intorno allo 0,3. Non è chiaramente l'unico indice che abbiamo studiato, perché ci siamo orientati su indici che considerassero il contenuto d'acqua, ma anche la percentuale di rosso e di verde nell'immagine, la clorofilla e l'umidità. Quindi ciascun indice ha un utilizzo specifico sulla biomassa, per esempio, ne abbiamo testati 2, l'NDVI e l'EVI. Lo stress, questo RG, questo rapporto rosso e verde, un paio per l'umidità e alcuni per la clorofilla. Tenete presente che questi indici sono già stati, alcuni di questi sono già stati testati in letteratura anche per lavori per esempio sul bostrico, quindi su parassiti che producono danni alle foreste. Abbiamo trovato correlazioni piuttosto interessanti su molti di questi indici, ma abbiamo sempre un punto da tenere in considerazione. Lo strumento verrà utilizzato anche da chi non è esperto. Quindi ci orientiamo su indici che siano sì buoni, ma anche semplici da capire e da utilizzare. Abbiamo scelto NDVI, RGI e NDMI come contenuto di umidità all'interno delle foglie. Questa è l'architettura del sistema, quindi cosa abbiamo fatto? Abbiamo le immagini Sentinel che sono gestite a livello di database. Quindi abbiamo un database Postgres e PostGIS. Recente novità, ci abbiamo affiancato un GeoServer per la gestione della cartografia. L'utente da mappa disegnerà un poligono e noi andiamo a interrogare quali sono le immagini all'interno del database, faremo operazioni GIS varie di intersezione, ritagli, eccetera, eccetera, analizziamo tutto tramite R e restituiamo il risultato. Vediamo un esempio pratico. Questo è l'interfaccia del nostro sistema. Sulla sinistra abbiamo una toolbar con degli strumenti classici GIS e abbiamo un pannello dove poter scegliere i nostri indici. Quindi quello che dobbiamo fare è semplicemente disegnare un'area e scegliere l'indice che vogliamo analizzare e dargli la finestra temporale, perché noi otterremo così un profilo nel tempo di come varia. In questo caso è una situazione prima di vaia. Vedete la foto dell'area indagata, quindi c'è una zona schiantata sulla parte sud della nostra area, c'è una zona vegetata e sulla parte nord un po' di vegetazione residua. Prima di vaia la zona era ovviamente coperta in maniera omogenea dalla foresta.
Questo è quello che era la situazione rilevata dal satellite a luglio 2019. E quindi nella data che io ho preso la foto sostanzialmente. Quindi vedete la zona schiantata è ben evidenziata da quella colorazione rossa e la parte bassa abbiamo una colorazione verde, però è un po' più tenue della situazione pre-evento. A destra avete il grafico con l'andamento dell'indice nel tempo e l'immagine RGB presa dal satellite, dove si vede bene questo cambio, diciamo, di colorazione. Per quanto riguarda il grafico, vedete che ci sono delle barrette verticali. Queste barrette verticali sono la deviazione standard del valore dell'indice all'interno della nostra particella, perché quello che noi visualizziamo è il valore medio di ciascun pixel all'interno dell'area. Quindi se l'area non è omogenea, ovviamente abbiamo valori molto diversi e abbiamo una deviazione standard elevata. Questa è la situazione ad agosto 2020. E si è, tra virgolette, ridotta la colorazione rossa, ma qui bisogna capire che cosa è successo. Quindi questi strumenti ci danno un'indicazione su qual è l'andamento nel tempo. Infatti il valore di NDVI è aumentato da 0,5 dopo lo schianto, siamo a 0,59. Ma la domanda è, questo 0,59 è dato dalla vegetazione che sta ricrescendo o è dato dalla copertura erbacea sull'area? Ecco, qui si aprono una serie di ragionamenti e una verifica a terra ci potrebbe confermare quella che è la nostra ipotesi. È chiaro che è successo qualcosa, ma se la ragionate al contrario, potreste usare gli stessi indici per valutare cosa sta succedendo nelle zone contigue. Quindi magari vicino all'area schiantata ho un'infezione da bostrico e la vegetazione sta cambiando colorazione, ecco che potrei avere degli input da questo sistema. Mi avvio alla conclusione facendovi vedere quello che è il workflow se volete costruire un grafico simile a mano. Chiaramente vi serve l'account sul portale dell'ESA, dovete cercare la zona, scaricare le immagini, caricare le bande, ritagliare, mascherare, eccetera, eccetera. Siete veloci, ci vogliono circa 30 minuti per fare un punto del grafico e questo sistema circa in un minuto vi dà il calcolo su 20 punti. Cosa abbiamo fatto nella versione 2.0? Abbiamo ottimizzato il database per velocizzare la ricerca delle immagini. Abbiamo, come vi ho detto, usato il GeoServer per gestire la cartografia. Nell'esempio vedete il particellare che sono oltre 1 migliaio di poligoni. Sicuramente un'ottimizzazione del codice DR. Abbiamo fatto delle migliorie grafiche perché i pannelli sono a scomparsa adesso e trascinabili. Vediamo le immagini RGB e abbiamo introdotto un mascheramento automatico delle nuvole secondo i prodotti classificati da ESA. Nella vecchia demo questo non c'era, è una funzione in più che è stata implementata. Ecco, io ho finito la mia presentazione, vi invito a testare il prodotto, qui trovate il link e i miei riferimenti se avete domande.